Bella raga, ciao a tutti dal Comendore Veneziano. FIFA 14 ragazzi, meno 3 partite alla fine della Bundesliga. E ragazzi, ottima notizia, il Bayern Monaco ha già giocato e ha pareggiato, quindi siamo a 73 punti tutte e due. Però io ho una partita in meno ragazzi, se vinco so cazzi, vado a più 3 a 2 giornate dalla fine, quindi vicinissimi al sogno. Siamo contro il Bochum, sicuramente squadra non impossibile, anzi, quindi è tutto nelle nostre manine. Bochum, Borussia Dortmund. La tensione è alle stelle. Eccola qua la classifica, 73-73 ragazzi. Vai, andiamo per un sogno chiamato Bundes. E dopo vabbè c'è l'obiettivo, quello veramente bastardo, ovvero la Champions League. Vai Fioi. E subito parte la grande Royce, parata. Subito grande inizio del Borussia, che vuole vincere assolutamente contro una squadra veramente di merda. Alaba, Pogba, Baines, merda, no, Fioi, ma che sbono. No, ste stronzate, però no, queste cavolate, questa vittoria è troppo fondamentale. Vedo che ho perso veramente non so quanto con le partite di Champions col Milan, sono a pezzi a livello di telecronache. Vai Suarez, e Suarez vede Carrasco, l'uomo del destino. Carrasco recupera bene il Bochum, purtroppo. Ho messo d'oro ragazzi perché in allenamento si è infortunato Hummels, quindi visto che si è lamentato di giocare poco vorrei dare una chance. No! Mamma mia! Mamma che rischio! Vai Suarez! Sbaglia tutto il su. Occhio! Dai cazzo, dai, andiamo a fare sto golletto! Kevinone! Kevinone Strootman! Vai Royce! Vai Royce! Vai Royce! Vai Royce! Bravo Royce, mettila in mezzo, Suarez, ancora, offside puro, il classico offside puro comendiano. Siamo al 18esimo, ancora 0-0. Pogba, Paulino Paul, merda. Ale, Borussia. Occhio. Sto Bochum sta rompendo i maroni, la cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti, ma no, ma non è mai fallo. Pogba, lo ricordo sempre che il Bayern ha pareggiato nella partita di campionato che ha giocato prima di me, quindi ho una chance incredibile di andare a più 3 a 2 giornate dalla fine. Sarebbe bello vincere la nostra prima Bundes dopo la vittoria di Coppa di Germania dell'anno scorso. Attenzione, il su, Suarez, calma su, Suarez, 1-0 Borussia, grandissimi. Suarez l'ha messa, il Bochum chiaramente sta facendo quel che può, ma è una squadra di bassa classifica. Il Borussia ha un'occasione d'oro. Molto bravissimi. E vai Paulino Pog. Per Royce. Non ci credo, cosa ho sbagliato. Non ci voglio credere. Ma porca di quella porca. Ma perché faccio sti errori a porta vuota? Perché? Grandissimo Tiagone, e Tiagone se ne va, il Bochum non c'è ragazzi, il Bochum non c'è adesso. Suarez, 2-0 Borussia, la pratica Bochum forse è finita, speriamo bene, forse è chiusa la pratica Bochum. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kubenda. La.
La 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 la. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Cumenda. Pa. Il Cumendone è impazzito, la la la. Quelli sono i classici panico cumendiano. Il panico cumendiano, bravissimo, ancora Suarez. Stiamo pensando come dei disperati, cazzo. Bene, bene, bene. Dai, fioi. Rimessa per il Bochum. Occhio. Vai Carrasco. No, fine. Primo tempo 2-0, siamo abbastanza tranquilli, però siamo abbastanza tranquilli. Se il secondo tempo va via liscio nei primi 10 minuti vado di turnover cumendiano. Royce. Grandissimo, Paolino Pog però. Paolino Pog. Attenzione Suarez, troppo lunga. Dai che è nostra, Occhio. Vai Royce, sbaglia tutto però Paolino. Occhio, bravo, non è mai Ma tu... No, ma... Ho preso la palla piena, ma che cazzo dice sto pipposo? Eccolo là, 2-1, incredibile, 2-1. Adesso si soffre. Vai Doria, vai. Adesso è sofferenza, ragazzi. Adesso è sofferenza allo stato puro. Doria. Pogba, cosa fa per Suarez? Suarez! Tripletta! Borussia 3, Bochum 1. Triplettone di Suarez, ragazzi. Ma cosa ha fatto Paul? Ragazzi? Un gol straordinario. Buono, sono abbastanza tranquillo, però sì, dai, siamo superiori. Noi siamo l'Atletico Vaguf. Dai, Suarez, mamma mia, Suarez. Incredible. E andiamo alle sostituzioni, sono tranquillo, ragazzi. Nessuno ci può battere oggi. E noi vogliamo la Bundes. Allora, al posto di Carrasco vai di Emerick, Untelar. Per Royce facciamo così, che Suarez può giocare comunque già meglio. Paolino Pog per Bender, ok. Dai, un po' di cambi. Rinvio del Bochum, il Bochum dei record. Bravo Ramirez. Vai, Juntelar. Suarez spostato a sinistra. Suarez per Untelar, appena entrato. Mamma mia, classe. Mamma mia, che classe di classe. Mamma mia, per poco segnava subito il cacciatore, fioi. Alla fine Untelar è servito per rimpiazzare un po' Suarez, non ha giocato tanto, però quando è entrato si è fatto sempre trovare pronto, insomma, quindi va benissimo. Baines. Vai Strootman. Bravissimo Bender. Fuori gioco di Untelar. Vai Bender. Occhio.
Occhio. Occhio, Fioi, occhio. Siamo un po' addormentati. Anche il comandante si è addormentato, Doria. Bravo, non è mai fallo. Vai, Bender. Ramirez. Huntelaar. Vai, Klaas, vede che viene Strootman. Di fisico Strootman, ma recupera bene qua la difesa del Bochum. Aubame. Strootman. Tira fuori di un niente. Incredibile Ramirez. Dai che arriva un bel 3-1. Vai, Fioi. Bravissimo. Vai, Aubame. Bah, che tiro col piede debole di Pierre-Emerick. Peccato. Perché andiamo a vincere almeno 2 giornate dalla fine. Siamo a 3 punti. Cazzo, stiamo calmi. Dai, Doria, salto 1,3 km. Cazzo, prendila almeno di testa. Vai, Paolino Bender, anche se non si chiama così, ma va bene. Tutti siamo Paolini. E si va a vincere 3. Ragazzi, mancano 2 giornate. Però voglio fare un cambio. Doria non mi piace. Troppo lento, purtroppo. E allora vai di Subotic. Cazzo, Hummels è tornato. Calma. Giampaolone Hummels. Ok. Perfetto. E andiamo, ragazzi. Per un sogno chiamato Bundesliga. Non dovremmo neanche pensare a quella finale, a quella coppa dalle grandi orecchie. Voglio pensare solo alla Bundesliga. Leverkusen è una squadra tosta, purtroppo, però siamo in gran forma. Abbiamo battuto Milan, Real Madrid, Atletico. Non si spaventa niente a noi. Peccato solo la sconfitta ai rigori in semifinale col Bayern Monacos. Strootman. Errore di Kevinone. Roofs. Son. Dai che roba nostra. Strootman. Suarez, peccato. Vai, Thiago Silva. Mamma mia, Ter Stegen. Cosa ha fatto Marc-André? Grandissimo Marc-André. Vai, Carrasco. Royce. 1-0 Dortmund. Marchetto Royce. Gran calma però. Gran calma, ragazzi, gran calma. La. Occhio, porca troia. Attenzione, di testa. Arrivano loro, arriviamo noi. Mamma mia, ho rischiato già 2 volte però. Occhio. Beh, Bonis, che il Bone. Kibling di testa, sempre un... Mamma mia, ancora Ter Stegen, ragazzi, no, Vai che però sono scoperti, è ancora Royce implacabile. Royce, fuori di poco, Marchetto Royce. Che peccato se il Bayern perde. Siamo campioni anche se pareggia. Stiamo calmi però, pensiamo alla nostra partita. Suarez fa quel che vuole. Suarez è troppo più forte degli avversari. Fuori di poco. Però ragazzi, c'è una gran differenza tra la Champions e il campionato, nel senso,
È vero che ho perso recentemente la seconda partita in campionato, però la grinta dalle vittorie col Milan e l'Atletico Reale ha veramente portato la squadra a dei livelli incredibili. Solo noi ci possiamo mangiare questa Bundes. Strottman, Leverkusen non esiste. Carrasco, mamma mia, cosa ha parato il portiere. Hummels. Ale. Dai, pressiamoli, che non è comunque finita, siamo a un vantaggio solo di un gol. Occhio. Mamma mia. Sono un po' teso però ragazzi, perché comunque siamo vicini al traguardo e so che il comandante può fare cappelle tipo questa, madonna. No! Non dai il rigore, ti prego. Dai, la cagata, niente da fare, 42esimo, il primo tempo è finito. Andiamo a 1-0, dai. Vai Kevinone. Carrasco prova a salvarla. Carrasco e forse la regala. Qualcuno la regala. No, Pogba! Pazzesco errore difensivo. Grandissimi 2-0. Che culo anche. Però siamo sinceri, questo è un gran culo kumendiano. Ogni tanto arriva erroraggio della difesa e 2-0. Perché scappa. Ancora errore. Ma dov'è il fallo? Ma adesso me lo spieghi dov'è il fallo? Mamma mia. Finito il primo tempo. 2-0 ragazzi. 2. No, vabbè, non importa. Non guardiamo. Dai. Ferreira Carrasco. Sbaglia tutto Ferreira Carrasco. Vai Pogba. Vai su, e il su recupera Royce. Occhio. Bravo. Dai, marcalo, dai, pressalo. Ferreira Carrasco. Rolfs, Persson. Bello. Un tiro veramente emozionante. No, ste capè. Dai però, Fioi, cioè, adesso ho capito che devono fare il possesso palla perché devono recuperare, però. Bravo. Ter Stegen, mamma mia. Facciamo un attimo un cambio, dai. Allora, Thiago Silva è distrutto. Dai, diamogli un'altra possibilità. Esce Suarez. Rivière. Abate. Per Baines. E al posto di Strootman. Non posso fare sostituzioni. Bello, bravo Kuma. Hai fatto proprio i calcoli giusti. Occhio. No! Merda.
buttala via. Mamma mia, sono anche sculato però, Cos'è? Mamma mia, pensavo rigore. Che culo, ragazzi, un palo clamoroso e ci sta andando anche bene, Stiamo attenti, Fioi, stiamo attenti, molto bene, dai. Dai il contropiedone. Royce per Emmanuel Rivière. Vai Strootman, che vinone. Troppo lento, Pogba. Sentite, stanno gridando Master Schalen là, che vuol dire il trofeo della Bundes, ma da quello che ho capito, se non sono rincoglionito è così. Calma. Vai Abate. Abate ha giocato non tantissimissimo, però bravo qua, Crackers Doria, bravo Crackers. Proviamo a dare un po' di fiducia a questo giovane ragazzo. Mamma mia, fuori gioco e ancora fuori gioco. Dai Fioi. Bravo Carrasco. Poi fa una cagata colossale, mancano solo 10 minuti ragazzi. E poi mancano solo 2 partite, le facciamo una alla volta. Rivière fuorata. Parata su Emanuelino. Ramirez. Di testa qualcuno. Royce. Lo squadrone ce l'abbiamo noi. 4 minuti. E se il Bayern non ha vinto, è scudetto. È Bundes, è Master Scheren. La Master va in brodo da tomare. E fiumi di birra, ragazzi. Stiamo calmi. Il Master Schalen dovrebbe essere. Se non mi ricordo la pronuncia del tedesco, non è proprio la mia lingua. Io conosco solo una lingua, la lingua di Tori para papà. Ma che ce frega, ma che ce porta. Occio, gol. Grande André. Grande Stegen. Il comandante non voleva nessun aggiornamento da Monaco perché non voleva che i giocatori non si dovevano distrarre. E finisce. Nessuno festeggia, quindi probabilmente il Bayern ha vinto. Non si capisce. Adesso vediamo ragazzi, Il Bayern ha vinto 4-1, quindi sono le prossime 2 finali. Perché se io perdo il Bayern vince il Bayern per non so se differenza reti o qualcosa. Comunque il Bayern è primo se davanti a me, non chiedete il perché. Vediamo un attimo. Per differenza reti vince il Bayern Monaco che ha 45. Quindi Fioi, se perdiamo basta un punto nel prossimo video finale, cioè ultima giornata di campionato, e nel prossimo video ancora finale di UEFA Champions League. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.